qui al Caffè de Candia, oggi è domenica 13 aprile ed è la Domenica delle Palme. Ah, d'accord. Che fu il giorno nel quale, perché dovremmo imparare, vedi? Assolutamente sì. Il giorno nel quale Gesù Cristo arrivò a Gerusalemme e lì fu accolto appunto con le palme, misero le palme per terra perché lui potesse camminare, insomma, capito? Cioè proprio una festa incredibile. Neanche 7 giorni, 5 giorni dopo, il venerdì crocifisso. Quindi questo ci dovrebbe insegnare che nella vita certe volte uno ti può fare tutti gli elogi e qualche tempo dopo la pugnalata. In una frazione di secondo. Anche se la realtà non è quella. Come? È quella la realtà, capito? Cioè, È nato in primavera, è morto in inverno. Ce l'hanno girata diversamente, però la verità non è quella che ci sono d'accordo con te perché se uno legge bene i Vangeli si rende conto che può essere nato solo in primavera perché era l'epoca dalla quale nascevano gli agnellini, capito? Siccome ci sono 10 dei che sono nati il 25 aprile, tra cui il più importante era Mitra, perché tutto l'esercito romano celebrava Mitra, era un rito molto molto noto. Mitra pure lui era nato in una grotta e da una vergine, quindi insomma, capito? I cattolici non hanno mai inventato niente comunque, cioè, hanno copiato solo. Comunque vi ringrazio di essere tutti qui, anche se il vernissaggio era ieri, ma lo so che voi lavorate duro anche sabato e quindi bene o male che oggi è il vostro giorno di festa, lavorate con degli schiavisti, immagino. Ah, de vrais esclaves, dei veri schiavi. Ecco, allora, in più abbiamo anche un monsieur français qui comprend. Anche nous sommes deux, hein. Ah, désolé, hein. Voilà. Allora, non so se vi rendete conto del fatto che io sono riuscito a convincere una artista parigina che ha esposto in tutto il mondo a venire qui a Cagliari, questa periferia dell'impero, questo luogo sperdio, su Gor de Savurca, come si dice, perché poi devo venire qui, venire in Sardegna è difficile. Non è una scelta. E costa anche molto i soldi, capito? Sì. Certo. Specialmente se poi vuoi anche vedere con la macchina, devi vincere all'otto. Puoi morire. E se c'hai 2 figli, insomma. Sei morto 2 volte. Il mutuo devi chiedere, capito? Cioè non sei neanche arrivato qui che già quei 1200 euro te l'hanno fatto. Comunque, non so se vi rendete conto, ma io è dall'ottobre del 2023 che organizzo delle mostre qui. E diciamo che con un certo successo. Comunque c'è anche un giornale. Senti, guarda, alla tua destra, lì dietro, c'è una piccola bacheca con dei giornali, prendili. Ecco, ne puoi dare uno a ciascuno. Vittorio durante la sua attività in un'altra sede. Chi ne vuole? Stavi facendo una serie di esposizioni dedicate alle donne. Sì, che si chiamava Meglio una donna. E hai portato veramente generi diversi, perché c'erano fotografie, c'era una mostra. C'era Marianella Staico e infatti tu avevi anche sfilato. È vero. E stavi benissimo. Un suo abito, è
vero. E poi delle pittrici era veramente molto varia. Mi dispiace che non ci sia più quella sede, però. Allora io ho dunque contattato i proprietari di quel posto chiedendogli se potevano prestare per Natale e mi hanno detto ma non c'è l'elettricità, non c'è l'acqua. Ho chiamato Enel, mi hanno detto guardi domani mattina basta che mi dai il numero del contatore, domani mattina gli metto la luce. Come si chiamano quelli dell'acqua? Abanoa? Li ho chiamati, eravamo nel mese di febbraio, mi hanno detto sì, no, eravamo nel mese di dicembre, mi hanno detto sì, gliela metteremo in febbraio, capito? Non ti ho detto quale anno? Sì, siamo qui. Questa è la Sardegna, capito? Comunque, allora io vorrei raccogliere i vostri sentimenti rispetto a questa mostra d'arte che ha suscitato, c'è un quadro che si è staccato. Lo vedi? Era incollato lì su. No, lì. Uno entra nell'esperienza, questo non lo guarda. E ce n'è uno che manca qui in più. Allora, lei che cosa ne pensa di queste opere che hanno suscitato molti commenti? Allora, io è chiaro che non ho l'occhio dell'artista, così a prima vista, perché posso dare solo una prima vista, perché poi non è che posso guardarla al microscopo. Mi sembrano, a parte quella mola, che è diciamo, il segno dell'infinito, che diciamo che è abbastanza elaborato bene, la forma la conosciamo tutti più o meno. Diciamo la più elaborata è questa, perché ci sono colori, perché c'è comunque qualche riflesso si vede la luce, insomma, ok, ci può stare. Le altre non ho capito che cosa rappresenta. Ho pensato a delle gambe di seti alla base. Allora, per me sono delle cose molto. Il risentimento di una persona, diciamo, che non è artista come io, non sono artista per niente, non ho la sensibilità. Mi sembrano figure molto basiche, nel senso. Non è che sto diciamo, colpendo l'artista violentemente, però non suscita, diciamo. Non sono esaltante, non è che arrivi qua e sei. No, non è possibile. Le vedi e dici. Ci rimani però, ma non suscita niente di. Non è emozionante assolutamente. Quando vai a una mostra cerco comunque l'emozione e mi dispiace, ma non sono di pietra, non ho il cuore di pietra, ma a me sinceramente non mi suscita nessuna emozione. Dico a parte diciamo che potrei dare una cosa, diciamo, un parere positivo per la mola, o per il segno dell'infinito, perché è quello che è, con i colori, perché c'è più ricerca, è più ricercato. Dunque dico, dai, quello ci può stare, ma poi il resto mi dispiace, ma non mi suscita niente. Ok, tutto quello che ho da dire. Non posso dare le felicitazioni per queste cose perché non me la sento, sarei ipocrite. Sono un po' violente, però dico solo quello che risente, me l'ha chiesto, gliel'ho detto sinceramente. Mi dispiace. Et vous pouvez nous le dire en français alors, vu que vous êtes français? Ah bah j'aurais pu le dire en français, ouais, effectivement, ouais. Ah bah effectivement, vous m'avez pas demandé, ouais, bah ouais. Ah oui, j'ai pas percuté qu'elle était française. Ouais, ah là là, j'ai un peu. Non mais d'accord, après. Écoutez, voilà, ça m'a pas plus suscité d'émotion que ça, quoi. Mais bon, voilà, quand vous êtes une artiste, c'est bien, mais j'espère que, je sais pas, que vous avez la compétence de faire d'autres tableaux
Je sais que c'est abstrait, hein, mais plus explicite en fait, voilà, qui donne plus d'émotion, qui nous laisse pas comme ça, dans le vide. Moi j'ai une sensation de vide quand je vois ça. Je répète, c'est très personnel, donc je sais que vous ne le prendrez pas bien. Je serais certainement mal jugé aussi, vu que je ne vous ai pas jugé positivement. J'en suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Bonne chance pour la suite, hein. Tout ce que je peux vous dire. Bonne chance. Au revoir. Ok. Invece qui abbiamo un personaggio che opera in un campo completamente opposto Assolutamente. e invece io ho un'idea, infatti te ne volevo parlare. Ok. Allora io vorrei associare i calciatori del Cagliari alle mostre. È mica semplice. Dobbiamo trovare un Cioè, filo conduttore. io sono sicuro che i calciatori che oggi non sono più i difensori di una squadra, perché ormai sono solo difensori di loro stessi, pensano alla loro carriera, che spesso dura pochissimo, Sì. perché quando hanno 35-36 anni, cioè 36 anni Siamo anche, già al crepuscolo intorno ai 36. ecco, quindi bisogna, ecco, quindi però nello stesso tempo hanno accumulato una certa popolarità quando sono bravi. Io sono dunque sicuro che ci sia un modo per renderli partecipi di quello che possono essere delle mostre, sia forse invitandoli semplicemente, oppure anche proporli di esprimere i loro sentimenti rispetto a delle opere. Ma non è semplice, Vittorio. Lo so, io penso che se fosse semplice Sarebbe trovare. qualcuno l'avrebbe già fatto. Lo so, però bisogna pensarci, bisogna studiarsela bene dove trovare un punto in comune fra le due discipline, usiamo il termine disciplina, o comunque le due forme d'arte, perché no? Certo, ma infatti io penso che una rovesciata è una forma d'arte. Disegnata, sì, casomai un disegno fatto bene, in modo stilizzato, bello, che riporta quella bella rovesciata che è un bel gesto a un contesto che può essere come E che è un gesto che è inusitato, diciamo, perché assolutamente no. perché solitamente non è che È non è che la gente fa di queste cose, no, cioè. certo. Non sono comuni, non sono Ma penso che sia anche una invenzione, no? C'è stato un calciatore che un giorno ha immaginato di acchiappare il pallone non con la testa perché era troppo in alto, ma si è detto ma forse se faccio una bella rovesciata. si può trovare, Vittorio, ma è una cosa che va studiata, ma bisogna trovare, ripeto, qualcosa che Ripetici il tuo nome, come Giancarlo. si chiama? Giancarlo. Di Gennaro Di E Gennaro. la tua trasmissione si chiama? Salotto Rosso Blu. Perfetto. Grazie. Vedi, salotto, allora Sì. nel salotto ci possono essere le opere. Le opere, certo, assolutamente. Invece qui abbiamo una artista. Allora ci dica il suo nome. Poi si vedono poi le voci. Tiziana. Tiziana, che bel nome. Tiziana come? Volete le cognome? Tiziana? Le prenomi. Cosa vuoi, il cognome? Certo. Pili. Pili. E allora le tue opere dove che si possono vedere? Tu c'hai un sito, vero? Sì. Che si chiama? tizianapili.gimdo.com. Ecco, andremo quindi a vederlo. E quando è che viene a fare le mostre qui? Appena a voi. Perfetto. In maggio?
Ok. E invece l'altro, dunque signore che abbiamo lì, Si sta alzando, dopo. lui dopo. Invece lì abbiamo un'altra artista che si chiama Carolina. Carolina come? Invernizzi? No. No? Vieni qua, dai. Non essere timida, non essere timida. Fa delle bellissime cose lei, io le ho viste le sue opere, la casa piena. Però E tu c'hai un sito? va convinta. Non c'hai un sito? Allora, e quando viene a fare la mostra qui allora? In giugno? Ma che cosa dipingi tu? Animali, pesci, gatti? Io dipingo, non so come definire. È un genere diverso da questo. Sì, è un genere È molto colorato. dipingo la mia anima. Ecco. Wow. Ma infatti, ma comunque qualsiasi artista quando non ci te la fa scampi, vedere il suo lavoro ci fa vedere una fotografia della sua anima. Esatto, quella è una cosa. Ce l'ha! Ce l'ha, ma dacci faccio vedere quello che hai dentro Carolina, E qui abbiamo anche un altro francese, Monsieur. Bonsoir. Vous êtes français? Sì, mi chiamo Bello Ivo. francese. Io non sono un artista, perché nessuno è artista. Io faccio il cabaret, umorista, sparo cazzate, e questa è la mia arte. Come si dice in francese? Cos'è? Ah, cazzate, des conneries. Et j'y ai pas pensé, mais tu peux parler français, il y a pas de... Est-ce que vous savez que jeudi, Jeudi, il y a le spectacle One Woman Show mon amie Thérèse va che l'editorat va faire au Oui, Teatroteca La Porta Illuminata. je l'ai appris il y a... Siete tutti invitati perché nonostante il fatto che lo spettacolo sia in francese è assolutamente comprensibile. In più vi posso dire che quando ero a Parigi un giorno vedo un manifesto che dice Vittorio Gassman al teatro Mogador, Teatro Gador. però se mi abbassa poco la musica, grazie. E io mi sono detto, vabbè, sono andato a vedere Vittorio Gassman perché naturalmente è un grandissimo artista. Non ha detto una parola di francese, nonostante il fatto fosse anche sposato con una francese, quindi penso che qualche frase la poteva dire. Ma alla fine il teatro stava cadendo dagli applausi, perché un attore, anche se tu non capisci la lingua, ti fa capire di che cosa che sta parlando. Stiamo parlando di un attore di un livello elevatissimo. E qui abbiamo un'altra attrice invece. Ho fatto, Ci dica il suo nome? Teresa. Teresa come? Diana. No, non sono un'attrice, ho fatto qualche laboratorio teatrale in passato, però Ah, quindi vedi. alcune esperienze E perché della vita che mi sono servite. E perché ha lasciato allora? Perché nel frattempo mi sono innamorata di altre attività e non riesco a fare tutto insieme. Più avanti, magari più avanti lo riprenderemo. Non si può, il tempo è quello, quindi bisogna fare delle scelte. Però è stata una bella esperienza, sicuramente. Allora, mi ricordo che quando avevo fatto la mostra con Marinella Starico, avevo detto a Marinella, io le tue modelle che hanno la taglia 36 e hanno 16 anni non mi interessano, io voglio delle donne vere che
che sfilano con i tuoi vestiti ed ho telefonato a 10 ragazze che io conosco, ma ce ne sono state 5 che mi hanno detto ma cosa mi stai dicendo, io fare la modella, gna gna gna. Mentre invece tu mi ha fatto piacere che abbia accettato. Perché sono tutte esperienze nuove, a me piace mettermi in gioco. Ma soprattutto quando io riguardo il film vedo che tutte voi 5 ma non toccate terra dalla felicità. Oh certo, Perché state benissimo con questi gli abiti vestiti. erano meravigliosi. Certo. E qui era tutta la situazione piacevole comunque. Certo. Anche le persone che hanno partecipato all'evento erano allegre, insomma era tutto bello e quindi l'esperienza è stata gradevole, sicuramente, mi sono divertita. Bisognerebbe ricominciarla. Forse anche qui, che cosa dici? Si potrebbe fare una bella sfilata di moda. Perché no? Anche qua si potrebbe fare. Richiamo Marinella Staico. Molto volentieri. Anche perché io ho disegnato un vestito da sera per donna che in effetti è ispirato al mio progetto di palazzo a Venezia e l'abito è praticamente il palazzo, Dai, quindi è come se tu indossassi un palazzo. e sicuramente Marinella riuscirà a farne un'opera. Te lo farò vedere. Ok, allora c'è uno che non abbiamo sentito. No, ma Pietro non penso. Pietro non è tipo. Pietro non è È tipo. timido. Un timidone. Mi associo quanto ho detto. Vabbè. Non mi suscita nessuna emozione, scusa, poi è imbarazzante, però Vabbè, rimandato a settembre. Ok, comunque grazie per esservi prestati a questo Prego, prego. esercizio impromptu, come si dice in italiano? Tu, alors, en italien, Voilà, merci beaucoup. E forse c'è anche l'artista che dovrebbe venire, ma l'artista mi ha mandato un messaggio per dirmi che era al Poetto perché si voleva fare il bagno. ah bah, Non è la giornata. c'est pas idéal comme journée hein, pour le bain. Mais bon, bonne baignade quand même, hein, mais bon, dommage que vous ayez pas choisi un autre jour, parce que Peut-être qu'elle s'est baignée. on aurait pu échanger ces deux. Moi je connais des Allemands qui sont déjà dans l'eau. Ouais, mais des Allemands. Moi, Oui, je fais le les Allemands, oui, ça je confirme. Et des Hollandais aussi. Ce ne andiamo, non ce l'abbiamo niente. quasi tutto l'anno. È sempre caldo. Mais c'est parce que toi tu es né sur la Manche, No, moi je suis né dans les Alpes, dans les Alpes. vicino alla Savoia. Bon, la Savoie c'était l'Italie, on vous l'a C'était donné. l'Italie. On vous l'a donné Vous la volez. Napoléon III qui en plus il s'est barré parce que les Prussiens avaient attaqué Paris. Vivo lì in questa zona. Enfin voilà, je vois que mon Martini Dry est arrivé, donc chin chin, Santé à la vôtre. santé. Santé. Ah oui, bah moi je trinque Santé à à. vous tous. Mais bon, Toi, si tu avec de l'eau, de la menthe à l'eau, mais c'est pas grave. Sol les tilleuls menthe. Tilleul menthe. Albert, tu as pris de la menthe à l'eau. Ouais, menthe à l'eau, ouais. Ah oui, bah, pourquoi pas, hein. No, je croyais que Je reste sobre. Ça, Ora parti col sardo, così la smettono. peut-être qu'avec un alcool fort, j'aurais peut-être pu avoir une vision différente. Voilà, voilà. On va essayer. Lasciali sfogare. Prima le cucine